Noi abbiamo pensato un tempo, raccontando la storia, ogni paese aveva le sue botteghe, la rappresentanza, mi ricordo quando che qui intorno Vazzola e altri paesi, ma gli stesso San Polo di Piave, aveva le sue latterie, le botteghe del territorio. E poi con l'avvento della grande distribuzione, col cambiamento, no, queste hanno perso la loro forza e naturalmente la grande distribuzione ha preso l'avvento. Però si nota la necessità di avere queste botteghe territoriali che possono anche fornire delle eccellenze, perché con Latteria Soio, ma l'avvento dell'Agricansilio, Coiabrigo di Conegliano, il Mareno e altri che ci sono entrati a far parte di questa famiglia, sono arricchite come prodotti e si sta dando sicuramente al consumatore una vasta gamma di prodotti. Ecco, questo è quello che pensiamo, che sia utile al territorio, veloce, perché ormai il mondo sta andando veloce e questa è la scelta che abbiamo fatto. Speriamo di essere nella strada giusta per il consumatore innanzitutto. Sì, con l'Agricansilio mettiamo insieme due territori, il territorio bellunese e trevigiano, ma non solo, anche direi l'intero Veneto, perché c'è una filiera importante che porta avanti non solo i prodotti del Cansiglio, ma di tutta la pedemontana veneta, arrivando fino alla Lessinia, soprattutto tramite i formaggi di qualità che abbiamo in questo punto vendita e negli altri punti vendita che sono stati realizzati, ma non solo formaggi, tante altre produzioni locali. Questo non solo facilita il connubio di territori diversi, ma soprattutto ci porta a valorizzare interamente il nostro territorio con produzioni tipiche locali, che significa anche sicurezza alimentare in un momento, diciamo, mondiale di difficoltà, dove i tanti prodotti col cosiddetto Italian sounding che vengono copiati ma che non hanno la stessa qualità dei nostri, rischiano di invadere non solo le tavole internazionali ma anche quelle italiane. Quindi acquistiamo italiano, acquistiamo veneto e acquistiamo i prodotti di Agricansilio. Qua c'è, diciamo, la chicca che ti dimostra quanto importante sia la ricerca della qualità nei nostri territori, nel Veneto. Quello che facciamo come promozione, quello che andiamo a dire al consumatore, qua lo trovi. Non è il grande centro di distribuzione, non è il centro commerciale, non è la grande distribuzione, è lo spaccio aziendale, dove l'azienda porta tutte le sue particolarità, tutto il suo impegno per la ricerca di quelle che sono quelle produzioni che noi portiamo nelle degustazioni e che poi il consumatore ti chiede: ma dove le posso trovare? Qua si trova proprio l'espressione diretta di quella che è il sapere dei nostri casari e l'importanza di avere qualcuno che trasforma il nostro prodotto e ne produce un'opera d'arte. Beh, è molto importante, soprattutto perché è un negozio che ha portato delle eccellenze di prodotti che sono sia del territorio ma anche di tutto il territorio italiano. Nel breve occhiata che ho dato ho visto prodotti dell'eccellenza sia di pasta sia di altri prodotti che ben si abbinano in questo territorio, che è un'eccellenza anche di vini. Ricordo che noi abbiamo un Raboso, che è un vitigno autoctono che si sta cercando in tutti i modi di valorizzare sempre più, ed è anche terreno del Prosecco, per cui si abbinano i due sapori, il bere e il buon mangiare.